Benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordo che mancano semplicemente 3 giorni all'uscita del corso più completo a livello europeo sulla strategia, qualcosa di mai visto prima, e quindi oggi parliamo di strategia. Vediamo questa partita tra Levenfish contro Dubinin, un grande maestro al bianco, un maestro internazionale al nero. Non vediamo tutta questa partita, infatti andrò molto velocemente. Quello che ci interesserà è a un certo punto cercare di capire come ragionare all'interno di questa partita a livello strategico, quindi andiamo un pochettino avanti velocemente finché non arriviamo alla posizione che ci interessa. Te la mostro così giusto per vedere in che modo siamo arrivati. Qui il nero gioca questa mossa che è cavallo d5. Ovviamente se il bianco va a catturare l'alfiere, il nero mette in salvo il proprio cavallo. Qui il bianco decide di catturare l'alfiere per questa situazione. Dopo regina in G3 si attacca a questo alfiere, l'alfiere va in D8 e arriviamo in questa situazione. Allora, vediamo insieme, facciamo un'analisi di questa posizione dal punto di vista strategico, poi ti chiederò a te di trovare la mossa che reputi migliore per il bianco secondo le tue conoscenze. Quindi ti chiederò a un certo punto di mettere in pausa il video, se hai bisogno di più tempo oppure vuoi riportare la posizione su una scacchiera fisica, fallo e utilizzalo come un vero e proprio esercizio per migliorare a scacchi. Allora, che cosa possiamo vedere? Dal punto di vista partiamo dalle basi. Sicurezza del re, ma i due re sono entrambi ben al sicuro, benissimo. Parità di materiale, vediamo quanti pedoni ha il bianco, 3, 4, 5, 6, 7 contro 3, 4, 5, 6, 7, parità di materiale, un cavallo contro un alfiere, una regina a testa, 2 torri, parità totale. Ma la struttura pedonale com'è? Sembra che la struttura del bianco sia buona perché abbiamo un'isola pedonale e un'isola pedonale, quindi solo 2 isole di pedoni per il bianco, mentre per quanto riguarda il nero abbiamo un'isola, 2 isole con impedonatura sui pedoni C7 e C5 e terza isola pedonale che è il pedone in A5. Quindi abbiamo una struttura pedonale migliore per il bianco, dato che questa struttura evidenziata in giallo è una struttura rigida, quindi bene, su questo possiamo dire che il bianco sta un po' meglio. E in che cosa ancora sta un po' meglio il bianco? Nella posizione di questo pezzo leggero che sembra veramente immortale. Tra l'altro questi pedoni sono sul nero, il nero ha l'alfiere campo oscuro, quindi sembra che questo alfiere non abbia molta mobilità, sia perché ci sono i propri pedoni, sia perché c'è questo potentissimo cavallo e ovviamente col supporto della regina che lo rendono praticamente inutile. L'unica cosa che potrà dare un pochettino di mobilità al nero sarà sicuramente prima o poi giocare questa spinta da pedone C7 a C6 per scacciare il cavallo. A quel punto l'alfiere si potrà posizionare in C7 dove magari potrà avere una diagonale migliore. Questo è un pochettino il riassunto della posizione. Per quanto riguarda l'attività delle torri, possiamo dire che c'è una torre un pochettino più attiva da parte del nero, che potrà andare in futuro senza questo cavallo ovviamente in B4, attaccare il pedone centrale da qui, però possiamo dire che l'analisi è questa. Qui potrà arrivare anche un'eventuale rottura al momento giusto da parte del nero di questi pedoni e niente, la posizione è questa qui. Ora, la mossa aspetta al bianco ed è proprio in questo momento che ti chiedo di mettere in pausa il video e trovare quella che per te reputi essere la mossa migliore. Vai! Bene, immagino tu abbia messo in pausa il video, abbia cliccato play, quindi continuiamo. Che cosa si può giocare ora? Prendiamo in esamina alcune mosse possibili per arrivare poi solo alla fine a quella che è la mossa migliore in questa posizione. Avrei potuto pensare che adesso si sarebbe potuto giocare, non so, una mossa come C4. Mossa come C4 si rafforza questo cavallo al centro che è tenuto da questi 2 pedoni e sembra essere una mossa eccezionale. Lo è in parte perché abbiamo detto che questo cavallo può essere scacciato, quindi andare a posizionare tutti questi pedoni in maniera così rigida permetterebbe poi magari anche avanzate controgiochi da parte del nero grazie a questo pedone A. Ora
non si potrebbe giocare una mossa come A4, poiché il pedone B3 diventerebbe molto debole, sarebbe veramente un disastro per il bianco giocare un finale di questo tipo dove si è autocreato da solo una debolezza. Qui il nero va a raddoppiare le torri sulla colonna B e inizia a creare un controgioco. Quindi diciamo che la spinta del pedone C4 forse non è la mossa migliore in assoluto. Allora potrebbe pensare in questa posizione, visto che il bianco ha un leggero vantaggio dato da tutti i fattori che abbiamo visto prima, di giocare F4. Perché no F4? Si prende spazio, magari questa torre riesce ad avere un pochettino di gioco, sembra una mossa molto buona, ma ovviamente non basta semplicemente vedere una mossa che a noi ci piace, bisogna almeno considerare una risposta del tuo avversario e cercare di considerare la risposta migliore. Che cosa può fare ora il nostro avversario? Può giocare sempre la solita pedone C6, ma oppure un'altra mossa molto buona per il nero è la spinta in F5, con l'idea anche lui di attivare la propria torre e di iniziare a minare questi due pedoni che non sembrano essere molto forti. Ora, il cambio ci toglierebbe la possibilità di sostenere il cavallo e ovviamente attiverebbe anche i pezzi dell'avversario. Quindi E5 sembra la mossa un pochettino più sensata. Ovviamente il nero non può catturare poiché gli rimarrebbero i pedoni C7 e C5 debolissimi e bruttissimi, quindi ora il nero deve inventarsi qualcosa ed è il momento ora per esempio di giocare pedone C6, il cavallo deve ritirarsi, non ha troppe case dove andare se non cavallo in E3, ora tocca al nero e va in D5. Com'è questa situazione? Questa situazione onestamente non mi fa impazzire. Ok, abbiamo un pedone passato, anche il nero sembra che possa cercare di crearsi dei pedoni passati, ad esempio C4 che sembra una mossa interessante, permette ovviamente D4 e dopo cavallo C2 possiamo anche fermarci qui, arriva anche A5 e insomma in qualche modo abbiamo dato del controgioco al nostro avversario. Credo che anche questa non sia la soluzione migliore. Dunque ovviamente non si poteva vedere tutta la successione di mosse fino a qui, ma bastava vedere F5 che era un pochettino tremenda. Dopo questa il cavallo deve andare via, D5. Qui la situazione inizia a essere un pochettino incerta. E allora che cosa si può giocare in questa situazione? Torniamo indietro. Che cosa si può giocare? Si può giocare la mossa, una poi delle mosse più semplici che va a considerare i principi tipici della partita. Torre in A va in D1. Ok, che cosa dice? Che cosa dicono gli scacchi? Di giocare con tutti i propri pezzi. Non serve a niente avere una torre in F1 e una torre in A1, non serve a niente iniziare a progettare super mega attacchi di pedoni se non abbiamo in gioco tutti i propri pezzi. E perché questa torre va proprio in D1 e non va in E1 oppure è l'altra torre ad andare in E1? Allora, innanzitutto si va sulla colonna D per supportare ulteriormente questo cavallo. Dopo spinte ipotetiche di E5 il cavallo è protetto e si fa una leggera pressione a raggi X contro la donna avversaria. E se la domanda è perché questa torre e non l'altra, perché mi sembra ovvio che questa torre veramente avrà un futuro sulla colonna F o sulla colonna E. Se vado a piazzare la torre F sulla colonna D mi tolgo la possibilità di andare con una torre sulla colonna E o sulla colonna F, quindi è questa la risposta migliore. Altre non ce ne sono, bisogna portare in gioco tutti i pezzi e torre che sorregge il cavallo e fa pressione a raggi X contro la regina, tenendo in considerazione una cosa. Qual è la considerazione? Che il nero prima o poi giocherà C6, perché quel cavallo lì che noi abbiamo al centro scacchiera è troppo forte. E che cosa succede quando un giorno il nostro amico giocherà C6? Succede che il pedone D6 si è indebolito. Ora, se noi togliamo il cavallo da qualsiasi parte, guarda già che cosa succede. Iniziamo ad avere un piano concreto di gioco, ossia quello di attaccare in tutti i modi verso una debolezza. Capito? Quindi l'idea di torre in A va in D1 sta anche nel evitare che il nero possa giocare la spinta liberatoria. Perché si chiama spinta liberatoria? Perché
ci toglie un fortissimo cavallo dal centro. Liberatoria perché permette poi anche a un suo pezzo di entrare un pochettino in gioco. Ora c'era appunto questo doppio attacco sul pedone D6, c'è stata questa doppia difesa con possibilità di spingere D5 con attacchi di scoperta sulla donna magari, no? Peccato che questa mossa ovviamente non si può fare, poiché arriverebbe cavallo in F5 con triplice attacco sul pedone D6, ma soprattutto, ancora più importante, un attacco di matto sul G7. Quindi una semplicissima mossa come torre in A va in D1 serve ad evitare questa spinta che il nero non vedeva l'ora di giocare, quindi in realtà noi stiamo giocando sul pedone D6. Dici, ma questo pedone D6 è inattaccabile al momento dalla mia regina e dalla mia torre? Sì, però se il nero fa questa mossa, che è una mossa che vuole fare, una mossa che gli permette di veramente di andare avanti nella situazione, beh, qui arriva veramente problemi, perché arriva il doppio attacco su D6, devi difendere questo punto, ma adesso arriva un triplice attacco su D6 con ovviamente, dicevamo, attacchi di matto su G7. Di conseguenza, su torre A va in D1, che cosa può giocare il nero? Non può giocare C6, ma può giocare la mitica risposta di prima, F5, quest'altra reazione. E a questo punto, ora che il nostro cavallo è veramente sorretto, non abbiamo problemi nel giocare 5. E che cosa può fare ora ancora il nero? Sono sempre quelle le mosse che può fare. Qui veramente non c'è granché. Magari può provare, ovviamente questa cattura non è minimamente da prendere in considerazione, su una mossa come torre in E8, cattura, e la partita è da giocare. Qui c'è sempre ovviamente tensione in questo modo. Su torre A va in D1, che è la mossa sempre che abbiamo preso in considerazione. Cos'altro si può fare? Abbiamo visto in caso di C6, abbiamo visto in caso di F5 e in caso di torre in F va in E8 per attaccarci il pedone centrale. Beh, qui noi coglieremo l'occasione per portare in gioco un altro pezzo. Arriva anche l'altra torre e la posizione del bianco non ha nulla veramente da invidiare, una posizione ottima e la partita è da giocare. Quindi fermiamoci qui con la nostra analisi, non c'è bisogno di vedere tutta la partita, ovviamente poi la partita la vinse il bianco. Queste erano solo considerazioni di carattere strategico. Come visto, non ci sono stati sacrifici, non ci sono stati colpi tecnici difficili. La mossa giusta era semplicemente muovere una torre al centro, cosa che poi dice sempre la teoria, no? Dice sviluppatevi, portate fuori tutti i pezzi e se potete centralizzate le vostre torri. Difficilmente i principi degli scacchi si sbagliano e anche in questo caso dove magari uno poteva farsi ingolosire da mosse come F4, F5, F6 per creare problemi, in realtà torre in A in D1 era la mossa migliore possibile, anche secondo il motore, nonostante questa partita è stata giocata all'incirca nel 1930. Bene, spero che questa piccola lezioncina ti sia piaciuta. Seguici perché anche domani e dopodomani continueremo a parlare sempre qui su Matto Scacco di strategia e saremo in attesa dell'uscita del corso più importante mai realizzato sul tema della strategia, temi strategici, creazione di piani e quant'altro. Mi raccomando, sempre qui su Matto Scacco, a domani. Ciao!